Cari amici della Via dei Presepi, buone feste a tutti. Questa puntata ritorniamo in provincia di Belluno, siamo ad Alano di Piave, in nostra compagnia il presidente del Proloco Diego Dalbon. Ben ritrovato Diego. Benvenuto anche a te. Buone feste di nuovo, Natale è appena passato, ci stiamo avvicinando a Capodanno, ma i presepi qui a Alano continuano ad attirare centinaia di migliaia di persone. Certamente, allora i presepi sono sempre aperti, quest'anno stanno crescendo, rispetto agli anni passati stiamo coinvolgendo anche le frazioni e quindi si può, avendo voglia e anche una bella giornata magari di tempo, girare sia i presepi a San Vittore, ci sono i presepi ad Alano in piazza, c'è il famoso presepio subacqueo che tanto gente sta attirando, ci sono i presepi anche nella frazione di Campo, nella frazione di Uson, quindi quasi tutto il paese di Alano si sta popolando di presepi. Più passa il tempo, più le persone hanno voglia di fare queste opere e quindi vi invito tutti a visitare non solo qui a San Vittore ma tutto il paese. Ci sono le brochure dove è indicato tutto il percorso e quindi una bella mezza giornata ve la passate passeggiando e visitando dei ottimi presepi anche molto artistici. Io ringrazio sicuramente i miei collaboratori, ma non solo, ringrazio tutte le persone che si sono adoperate per fare, chi vicino casa, chi nel suo borgo, i presepi che siano visitabili per tutti. Allora io vi faccio anche gli auguri di buon anno. I presepi sono visitabili, quelli esterni, fino al 21 di gennaio, invece i presepi all'interno della chiesetta del borgo di San Vittore fino alla Befana, dopodiché verrà chiusa. Bene, grazie mille Dio, noi della Via dei Presepi vi auguriamo di nuovo buone feste, un buon fine anno e un miglior inizio 2024, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove sarà ve lo diremo solo seguendoci, quindi alla prossima.